Pensiero del giorno, lunedì 30 giugno. Lavorare per il mondo unito. Voi mi direte, ma Chiara, l'unità del mondo è un'utopia. Chi dice che è un'utopia? Perché il pensiero del mondo non può cedere a un certo punto? Perché non può cambiare qualcosa? Se noi facciamo una parte del lavoro per l'unità, da qui a qui, l'Onnipotente che è con noi farà da lì in poi. Lui governa la storia. Lui è colui che porta avanti gli eventi. Lui è dietro tutte le cose. Quindi andiamo avanti con fiducia, che tutti siano uno è una realtà per cui Gesù ha pregato e Dio che chiede a Dio. Quindi andiamo avanti con questa fiducia, facciamo la nostra piccola parte e Lui farà la sua, la grande parte. Chiara Lubick, L'Unità, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.